Come ho spiegato ieri sera o prima, qui siamo in un luogo che è intriso di storia, ma la storia è quella vera, cioè la storia è quella che per noi veneti rappresenta un po' proprio l'inizio di quello che è il Veneto in realtà. Basti pensare che la famiglia degli Ezzelini è stata quella che ha disegnato i confini del Veneto come sono quelli attuali. Quindi la famosa marca trevigiana, marca veronese, non erano altro che i confini dei territori degli Ezzelini, che in 300 anni, tramite conquiste, tramite, come si possono chiamare, accordi, sono riusciti a ampliare il loro potere, ma tutto quanto è cominciato qui, con il feudamento nella palude di Onara. Io sono vestito da domenicano, perché? Perché i domenicani dal 1200, appena nati, hanno avuto un incarico da parte della Chiesa di perseguire tutte quelle che sono le eresie, di perseguire tutto quello che era all'infuori della Chiesa. Pensate solo che con gli Ezzelini è stata bandita una crociata, quindi tutto il mondo cristiano si è mosso contro gli Ezzelini. Questo è stato quello che ha caratterizzato questa sfortunata. Perché la palude è importante? Dentro quella chiesetta dedicata a Santa Margherita c'è un affresco in un quadro dove Santa Margherita è lì che uccide il drago d'acqua. Il drago d'acqua non è altro che Ezzelino da Romano, che una volta morto e gettato nelle paludi attorno a Soncino, la leggenda dice che si è trasformato, poi che cercava di conquistare Milano, in uno dei visconti l'ha ucciso e l'ha impresso nel proprio simbolo. Per chi è sportivo, il simbolo dell'Inter è il serpente con l'uomo in bocca. Quello è il simbolo, il famoso drago Tarantasio, che è stato ucciso e che non ha potuto conquistare Milano in vita, l'ha conquistato poi dopo la morte. Questo è quello che racconta naturalmente la leggenda. Il compito dell'inquisitore è quello invece di cercare di cancellare completamente quella che è stata l'importanza degli Ezzelini, che addirittura nel 1338 con gli statuti di Treviso, gli statuti dicevano che tutti i possedimenti che hanno preso tutti quelli legati a Ezzelino dopo il 1220, quindi dopo che Ezzelino III ha preso in mano il potere, sono nulli, per cui territori, benefici eccetera devono ritornare agli antichi proprietari, quindi cancellare la memoria storica di un'intera famiglia. Noi qui però siamo qui per iniziare e a raccontare come è cominciato tutto quanto. Bravo. Onara ha una palude. Onara è particolare, è una palude all'interno di uno scacchiere particolare che è il Granticolato romano, un sistema territoriale disegnato nell'antichità che è ben preciso, con delle distanze ben precise, con delle misure ben precise, ma la palude di Onara è un qualcosa di particolare. Si racconta che all'interno di questa palude di notte si vedono animali fantastici, si vedono ombre, si vedono fantasmi, si vedono tutte quelle cose che ormai noi non siamo più abituati a vedere, ad ascoltare e a provare. E proprio questa palude, per la sua particolare importanza, divenne un feudo che l'imperatore Corrado II il Salico decise di donare a Ezio, uno dei suoi grandi cavalieri. Ma in questa palude voi vedete c'è una chiesa antichissima, una chiesa che è il simbolo del potere della Chiesa propria in questo territorio. La chiesa vi era un abate che era il responsabile di tutto,
era responsabile di uomini, di animali, della palude stessa e poteva decidere tutto. Tant'è vero che quando l'imperatore volle venire qui a infeudare Ecelo, dovete chiedere a lui il permesso. L'abate gli diede il permesso a patto che l'imperatore lo considerasse lui il padrone di casa. E dunque quella mattina del giorno del Signore di domenica, dalla chiesetta uscirono in processione l'abate, tutti i nobili, l'imperatore stesso. E mentre uscivano e si portavano nei luoghi dediti a questo evento, il coro cantava Liberame Domine, libera mio Dio dalla morte eterna, come monito all'imperatore, e fargli capire che nonostante lui fosse il padrone del cielo, della terra, di tutti gli animali, vi era un Signore, vi era un padrone più grande di lui, che aveva un potere assoluto. E lì l'abate si mise al centro davanti a tutti, e mentre i nobili arrivavano secondo il loro rango, arrivò l'imperatore ospite dell'abate e si mise vicino all'abate. Allo stesso tempo, non appena i popolani sentirono tutto questo, cominciarono ad avanzare. Andiamo a vedere cosa c'è. Ma in realtà già i banditori avevano battuto tutti i paesi. Udite, udite, genti della palude, venite a vedere, ad ammirare il vostro nuovo Signore, venite ad ammirare l'imperatore che donerà in feudo Onara a Ecelo, uno dei suoi migliori cavalieri. E insieme al popolo e dopo l'imperatore arrivarono anche Ecelo e il miglior cavaliere al servizio dell'imperatore con i loro uomini d'arme, arcieri, uomini armati fino ai denti, che erano la base del potere non solo di questi cavalieri, ma anche la base del potere dell'imperatore. L'imperatore indossò il suo mantello regale e, come ebbe il mantello, tutti i nobili cominciarono a rendergli omaggio inchinandosi davanti a lui. E così fecero tutti quanti i popolani. L'imperatore avanzò e andò a prendere posto in quel trono, non molto diverso da quello in realtà dell'abate. L'abate era pur sempre il padrone di casa, tant'è vero che l'abate sedeva alla destra dell'imperatore e fu il primo a uscire, ma anche l'ultimo a sedersi. L'abate era colui che dava i tempi della cerimonia, era colui che decideva, era colui che accoglieva l'imperatore. Nel momento in cui tutti furono seduti, i nobili gli fu permesso di alzarsi in piedi. E a questo punto Ecelo, in sella al suo cavallo, si fece avanti, smontò, si fece avanti, andò davanti all'imperatore e si inginocchiò per rendergli omaggio. E lì l'imperatore si alzò, lo accolse come un padre e con una formula di rito che diceva: io, Corrado, imperatore del Sacro Romano Impero, dono a te, Ecelo, il feudo da Onara. Da questo momento tu sarai il Signore a mio nome di questi territori, di queste genti, di questi animali. A te
sarà devoluto il compito di farla fruttare, sarà affidato il compito di difenderla e sarà affidato il compito di rappresentare il tuo imperatore davanti al mondo e alle genti. Gli mise nelle mani un mazzo di spighe di frumento, in segnale che quello era il frutto della terra ed era quello che lui aveva il compito di proteggere, aveva il compito di coltivare, aveva il compito di rendere florida questa terra. Egelo passò davanti ai suoi uomini, si fece vedere, andò davanti ai nobili che stavano dietro all'imperatore per far capire che da questo momento lui era al loro livello, ma non solo al loro livello. Lui aveva dei soldati, lui rappresentava l'imperatore. Un momento in cui era silenzio assoluto. Da una parte i soldati la consapevolezza di essere al servizio di un uomo potente, certificato dall'imperatore stesso, e dall'altro invece dal popolo, che non poteva accettare che un tedesco, uno straniero, potesse venire lì e decidere della loro vita e della loro morte. Ma questo non importava all'imperatore. All'imperatore importava solo riconoscere a Egelo, suo fedele amico, suo fedele combattente, suo fedele compagno d'armi, riconoscere tutto il lavoro che aveva svolto fino ad allora. Ma mancava un'ultima cosa. Egelo doveva dare prova davanti ai soldati e davanti al popolo di non aver paura. Tutti avevano sentito parlare delle sue gesta, ma nessuno del popolo l'aveva visto in azione. L'imperatore gli chiese se era disposto a battersi in duello col migliore dei suoi cavalieri e con i migliori dei suoi uomini. Egelo accettò. Duello sarà un duello d'onore, sarà un duello senza spargimento di sangue e sarà un duello che deciderà solo l'imperatore quando terminerà. I due schieramenti si divisero. Egelo montò a cavallo. Il popolo lasciò spazio. Quello sarebbe stato duello di spada, dunque duello di spada senza protezioni, quindi la massimo momento di pericolo per un cavaliere. E i cavalieri cercarono di essere uno migliore dell'altro, di dare prova della loro abilità davanti all'imperatore, di far capire all'imperatore che non aveva sbagliato a dare la fiducia a loro. E i loro uomini cominciarono a gridare, a portare chi per uno, chi per l'altro. Egelo decise di smontare. L'altro cavaliere decise di smontare anche lui e insieme si portarono ognuno davanti al proprio schieramento affinché anche i loro uomini dessero prova del loro coraggio. E lì partì il duello a piedi. Tra il sangue delle spade, tra il sudore
Cavalieri confermò Ecelo nel feudo di Onara e lo congedò. Gli fu portato il cavallo, Ecelo sapeva bene quello che doveva fare. Ecelo prese i suoi uomini e li guidò verso gli altri villaggi per poterli sottomettere a nome dell'imperatore e soprattutto per far conoscere che lui era il nuovo signore. Ma l'imperatore non bastava questo. Prima che Ecelo andasse via, l'imperatore, forte di 300 arcieri, fece capire a Ecelo che nonostante la sua fiducia, lui disponeva comunque di truppe scelte e gli arcieri si misero in posizione e fecero per vedere a Ecelo cosa significava disobbedire all'imperatore. Gli arcieri puntavano le loro prese sulla palude, verso gli animali della palude. Tutti dovevano aver paura dell'imperatore in quel momento. Arcieri, prendere! Alzavano i loro armi. La mia prima E lì Ecelo capì che non era il caso di andare contro il suo imperatore. Ma non lo capì solo Ecelo, lo capirono i nobili, lo capirono gli uomini del popolo, lo capirono i soldati. Fu in quel momento che l'imperatore si tolse il mantello simbolo della sua autorità, si congedò dall'abate e sicuro comunque di aver dato una prova di forza, una prova del suo potere, ritornò nei suoi alloggi, pronto per partire. Tutti i nobili lo seguirono. E dopo i nobili, gli arcieri, che in una processione lasciarono lentamente il campo, tra gli sguardi attoniti del popolo impaurito dalla prova di forza, da quello che aveva visto. Dietro gli arcieri tutti gli uomini d'arme dell'imperatore, a cominciare dal cavaliere che aveva difeso l'onore dell'imperatore. Sul campo rimase solo uno, rimase Ecelo, che forte del suo potere andò davanti all'abate, solo per far capire all'abate che da questo momento lui non aveva a che fare con l'imperatore, ma aveva a che fare direttamente con lui, che poteva essere molto, ma molto più pericoloso dell'imperatore. In definitiva l'imperatore se ne andava in Germania, ma Ecelo aveva il suo castello poco distante da qua, per cui poteva controllare le mosse di chiunque. Fattosi riconoscere dall'abate, Ecelo prese la sua strada, prese i suoi uomini e se ne andò. Da quel momento la storia degli Ezzelini cominciò, forte, importante, ogni giorno una conquista, ogni giorno un accordo e i territori continuavano ad aumentare e aumentavano. E intanto il tempo passava e la palude continuava a contenere tutti i
20 anni dopo Ezzelini non si chiamavano più si chiamavano Daroman, grazie alla forza delle nuove conquiste. Poi, dalla palude, nel 1260, Ezzelino III, il più terribile, il figlio del demonio, mentre stava cercando di conquistare Milano, fu ferito, fu catturato e piuttosto che farsi curare, lui aveva sempre detto: nessuno può uccidermi, solo io decido quando morire. E lui decise così, piuttosto che farsi curare, è morto di setticeria. Ha rifiutato tutte le cure, con il suo sprezzo, con la sua, come posso dire, superbia. Il suo corpo fu gettato nel lago Gerundio, ossia nelle paludi attorno a Soncino. E come nel 1030 dalla palude nacque una dinastia, nel 1250 in un'altra palude terminò la stessa dinastia. Perché alla fine la palude che sembra niente, la palude dà la vita, ma la palude dà anche la morte. Madonna Messeri, grazie per essere stati qua. Vorrei chiamare qua allora i popolani, gli arcieri, tutti quanti quelli che hanno fatto parte di questa piccola dimostrazione diversa da quella di ieri sera, però io mi auguro che in poche parole, con pochi gesti, perché quello che abbiamo fatto sono i gesti reali, che erano quelli importanti quando succedeva una cosa del genere. Nel Medioevo si parlava a gesti, si parlava a quadri, si parlava a simboli. Noi oggi li abbiamo messi tutti. Se prima non si conosceva, tutti conoscono Ezzelino da Romano, hanno sentito parlare degli Ezzelini, però tutta la storia nasce qua, proprio qua, in questo terreno. Questo è quello che è successo, noi naturalmente l'abbiamo spettacolarizzato per farlo capire, però questo è quello che è successo. L'imperatore che dona un feudo, quindi dona l'importanza di gestirlo e tutto, una famiglia che per 3 generazioni conquista grandissimi territori e segna, come ho detto prima, quello che era il Veneto attuale, poi improvvisamente viene bandita una crociata per eliminarli. Ma non eliminarli fisicamente, eliminarli anche mentalmente, eliminarli da tutto e di più. Nella torre degli Ezzelini a San Zenone è stato l'ultimo baluardo dove Alberico da Romano, il fratello di Ezzelino, si è serragliato per l'ultima difesa. Voi pensate che il 24 agosto, notte di San Bartolomeo 1260, a un certo punto i soldati che lo difendevano, pagati dagli altri, hanno aperto il fuoco. Sono entrati incrociati, hanno preso Alberico e tutta la sua famiglia, lo hanno portato giù mettendogli un pezzo di legno in bocca come fosse un cavallo. E davanti a lui hanno ucciso tutti i suoi figli, uno a uno davanti ai suoi occhi. Poi fu ucciso anche lui, attaccato dietro la coda di un cavallo con una corda e fatto girare attorno alle mura di Treviso per 3 giri. Tutti quanti poi, tutto il resto, fu bruciato in piazza proprio per cancellare, a proposito di inquisitori, potete immaginare la goduria che si poteva avere nel cancellare quel fuoco, la storia, cancellare quel fuoco una famiglia, però poi, stranamente, come ho detto prima, si trasforma nel drago, quello che poi Santa Margherita uccide, o che uccide il Visconti. Ezzelino non ha mai conquistato Milano in vita, in realtà l'ha conquistato poi, dopo la morte, con il simbolo, perché poi il drago è diventato il simbolo della città di Milano. Quindi non ho potuto conquistarlo in vita, ma lo conquisto per sempre poi, dopo. Detto questo, allora, compagnia, le dame, L'arme e i cavalieri. L'arme, le dame e i cavalieri di Cittadella, giusto? Oh.
l'Accademia Sodali Tercelinoro di San Zenone, il Palio di Romano, Est medievale, mi sono dimenticato qualcuno? Il Palio di Noale, l'Associazione per la Storia e Compagnia del Vocale, Compagnia dei Cavalieri, che abbiamo spiegato prima, naturalmente il Parco Palude di Onara, che ci ha dato non solo lo spazio, ma ci ha permesso di poter far vedere e raccontare la storia. Ringraziamento a Mauro. No, Associazione per la Storia è già a posto, dai, non serve. Allora, quello che abbiamo voluto darvi, voi avete visto, ognuno di questi gruppi fa parte di un consorzio che si chiama Terre e Zeline, perché ogni città, ogni gruppo di questo ha a che fare con gli Zeline. Questa è una manifestazione che è nata in consorzio, cioè ognuno di loro ha portato una propria caratteristica e con questo è stato possibile ricreare il campo ma anche il mercato, con tutte quelle che erano le attività del tempo. Qui quello che potevamo abbiamo fatto un po' di spettacolo. Io dico sempre, come ho detto anche ieri sera, se adesso qualcuno di voi va a casa, oggi, domani, gli viene in mente una parola che ha sentito, un'immagine, e cerca su internet, sui libri, io il mio compito l'ho fatto, vuol dire che sono riuscito a trasmettere qualcosa. Trasmettere qualcosa non serve trasmetterlo. L'importante è che qualcuno recepisca e che poi porti avanti. Solo così possiamo continuare a mantenere la storia, a mantenere la nostra tradizione, perché vi posso garantire, come ho detto prima, questo qui è fondamentale, momento fondamentale della nostra storia, che però nessuno ha mai raccontato. Noi abbiamo voluto tirarla fuori e insomma spero di essere riuscito a trasmettere qualcosa. Grazie e arrivederci. Ecco, queste qui sono le cose che ci piacciono a noi evocatori. Perché i gobbini proprio. Pensate che ci sono 150 persone che fanno sta roba. Scusate il termine, ma ve la fate addosso. Grazie e arrivederci a voi. Dove sei Carlo? Carlo? Rientriamo. Dove sei? Dove sei? Vieni qua. No. Allora, prima di andare via però, giustamente, Voglio ringraziare Carlo che è responsabile di tutto quello che avete trovato dentro qua e vorrei lasciare dire le ultime parole perché credo con lui abbiamo parlato, ci aspettavamo alcune cose. Sentiamo come la faccio. No, però c'è tanta gente. Però detto ieri sera non lo so, stanno succedendo delle cose sicuramente vorremmo delle altre cose. Grazie a voi comunque che siete stati grazie e arrivederci alla prossima occasione, perché sicuramente io sono convinto una prossima occasione ci sarà. A proposito, quando c'è la storia dei fantasmi, tanto perché sappiate, quando parliamo prima di cose strane
siccome va di moda adesso cercare i fantasmi dappertutto, l'abbiamo fatto anche qui a Onara. Quindi il 26 di ottobre alle 17 nella sala polifunzionale che abbiamo lì ci sarà i Ghostbuster e i Ghost Hunter che verranno e spiegheranno il lavoro che hanno fatto qui lasciando i loro strumenti, cosa hanno trovato, se hanno trovato, se non hanno trovato. Quindi io vi invito proprio a venire perché credo sia una cosa molto ma molto interessante. Grazie e alla prossima.